ragazzi, eccoci ritrovati qui in un nuovissimo video. Kawaii, kawaii, super kawaii. Oggi siamo qui con un super unboxing di Amazon. Ovviamente ci tengo a precisare che il link dei prodotti li trovate giù nell'info box o comunque nella description, come cavolo si chiama. E poi soprattutto trovate il link al precedente video qui nella i di informazioni, e oltretutto sono tutti i prodotti che io ho pagato. Non è una sponsorizzata, non me li hanno regalati, li ho tutti pagati, ragazzi, li ho pagati per migliorare la qualità dei video e anche per migliorare il mio aspetto fisico a livello estetico, proprio personale, con un video che poi vi farò, che non vi svelo niente, ma mi serve per un video, però vi faccio vedere lo stesso, tanto poi quando vedrete quel video sarà passato molto tempo, perché è un video che durerà 30 giorni, non vi sto a spoilerare altro e quindi vi sarete già dimenticati. Allora, partiamo subito col dire che questo unboxing non è fatto nel momento in cui mi sono arrivati i pacchi, ma sto girando il video ben 30 minuti dopo che mi sono arrivati i pacchi. Perché tra il fatto che ho dovuto cucinarmi il pranzo, ma soprattutto il corriere, quando me li ha consegnati, che siamo oramai a luglio, mi ha detto: spruzzi con un sanificante tutti i pacchi e poi li può aprire dopo un quarto d'ora. Allora io così ho fatto, ho spruzzato il sanificante, mi ha fatto stranissimo, mi sono anche lavato le mani 10 volte, sono andato giù con la mascherina a prenderli, sapete com'è la storia, insomma, stranissimo. Prima in Veneto non mi ha mai detto nessuno così, e in Veneto ho ordinato pacchi da febbraio, da quando sono rimasto bloccato in Veneto che ordino pacchi in Veneto, cioè prima volta nella mia vita. Allora, ovviamente i pacchi li vedete magari un po' così con lo scotch, così con i pezzi, così, perché ho tolto gli indirizzi e quindi ovviamente sono così, perché così posso girare come un calzino sotto sopra. L'altro invece è giga enorme, se vedete mi copre, non so dove mettere, eccolo, e quindi ho tolto tutti gli indirizzi. Infatti sa profumo il cartone di sanificante. Allora, apriamo prima quello piccolino, vediamo cos'è. Momento ASMR. Bene, momento ASMR è finito, ragazzi. Ecco qua cosa ho comprato. Ora vi mostro. Devo dire davvero un grande imballo. Allora, si chiamano Fenil Cat Ear Cuff Clip su O, puntini puntini Oda, orecchini CR os nera. Ovvero croce nera, pardon, per leggere solo quel pezzo, però se era su O, puntini puntini Oda, guardate, cioè è scritto davvero malissimo. Ok, ha messo a fuoco, è scritto davvero malissimo, se vedete, cioè non so cosa si può capire da questa cosa scritta così. Vabbè, comunque l'imballo è anche molto strano, ma molto sicuro, perché c'è alla fine. E adesso vado ad aprire questa coppia di, che veramente avete capito, di orecchini. Ovviamente io non avendo i buchi, sono orecchini a clip. No ragazzi, che belli, guardateli nell'involucro, cioè sono bellissimi. Ovviamente io ne indosserò uno solo, non tutti e due, perché ovviamente tutti e due mi sa troppo da indossamento femminile, mentre uno solo mi sa più da un indossamento anche maschile. Perché io reputo che alcune tipologie di orecchini sono unisex, però se portati nel giusto modo, se no dopo si sfocia nel femminile. Cioè se uno vuole essere femminile, che sia pure femminile, non mi fa problemi, è solo che non è nel mio stile, ecco tutto. Ora ve lo mostro, non so quanto si vedrà in camera, ma ve lo mostro aperto. Cioè è bellissimo, bellissimo, stupendo. Non lo provo addosso perché dopo quello che mi ha detto il tipo andrò a disinfettare questi con l'alcol prima di indossarli, appunto per non rischiare. Adesso voglio capire come si apre. Ah, si apre così. Ok, si aprono così, vedete? Si aprono così e poi si stringe tutto così, clap, e si chiude. Ok, ok.
Sono clip bellissimi, devo dire uno dei migliori acquisti, poi anche perché mi servono anche da usare in un video, super top, super top, super top ragazzi. Adoro, adoro, adoro. Ora lo sto mettendo via, scusate se non guardo in camera, ma sto mettendo via qua. Ok, ecco richiusi, bene, messi qua richiusi, bene. Adesso chiudiamo tutto, perché io sono molto ecologista, togliamo anche la carta, o almeno sto cercando di diventarlo sempre di più, in modo tale da... Ah no, è plasticata anche questa carta, ottimo! Posso buttare tutto nella plastica, quindi può stare lì. Ma ora veniamo al pacco gigante! Allora, per il pacco gigante, adesso lo apriamo. Ovviamente, ingenuamente e stupidamente, il buon vecchio 18 Studio Cool cosa fa? Non porta nessuna taglierina, ma certo, nessuna forbice, niente di niente. Infatti mi sto guardando intorno per cercare un appiglio per poter aprire, ma mi sa che faccio prima andare a prendere. Cioè ragazzi, ci rivediamo dopo. Ah no, aspettate, aspettate, ce l'ho fatta. Con il dito ce l'ho fatta ugualmente, o almeno credevo. Vediamo se quando fa, credevo di essere fatta con il dito. Sì, ce l'ho fatta con il dito. Verrà un'apertura un po' più brutale, ma spero non ci siano sorprese, che devo restituire cose o cose che mordono, dato che il corriere mi ha detto addirittura, cosa mai sentita, disinfetti per 15 minuti, cioè madonna. D'accordo che i contagi del covid e quant'altro sono ballerini e si aggirano tra 0 e medi, ma cioè ho capito io che siamo in Lombardia, che quindi il contagio qui è ancora a livello medio basso, però comunque medio, ma cioè ragazzi, infatti da quanto disinfettante ho spruzzato per non infettarmi, perché sapete come vi avevo detto, avevo anche tutto il casino mentale eccetera eccetera, non sia mai che dopo mi faccia, ho spruzzato talmente tanto forte ragazzi che mi è fatto stire 28, cioè davvero è stata talmente una dose ampia. Ok, stiamo aprendo. Cosa ho preso? Guardate, un cavalletto nuovo! Sì! Questo qui, il cavalletto che vedete qui, è un AMA Tripod dei Benstein. Praticamente è lo Star 62, che è il fratello minore di quello che sto usando adesso per girare questo video, che è lo Star 63. Infatti questo qui, che è minore, l'ho preso per che cosa? Per la mia ring light, perché ovviamente il cavalletto in dotazione con la ring light che avevo comprato era per l'altezza di un telefono, e quindi per i cavalletti da telefoni, quindi con i selfie stick cavalletto pod, i selfie stick pod. Ovviamente io, dovendola usare con una reflex, non potevo usarla a quell'altezza qui arriva quel cavalletto, perché è bassissimo, e poi ho detto anche un cavalletto di scorta così che mi fa comodo. Vediamo l'unboxing. Allora, il cavalletto si presenta uguale identico all'altro, semplicemente da quello che sto capendo, a parte che devo dire che su Amazon mi hanno bellamente fregato, perché avevo letto su Amazon che arrivava da 64 a 170 cm, mentre quello 3 177. Ho detto bene, così sono vicini, invece no, arriva a 160 cm. Però non è un problema, perché per farvi i video non devo arrivare all'altezza di 170 cm con il cavalletto, e non penso di portare mai la ring light troppo ad altezze esagerate o fuori troppo dal mio studio qui dove sto girando, che ovviamente non è uno studio, è la mia camera, però vabbè, fingiamo sia uno studio, cioè la mia camera studio dove faccio tutto praticamente qua dentro, è il mio mondo, perché qui a Milano ho una camera così, non posso avere lo studio separato dalla mia stanza, perché non c'è spazio, cioè, poi c'è l'altra stanza ma c'è la mia coinquilina, poi abbiamo il salotto, la cucina, il bagno, cioè è finito. Ecco, comunque è bellissimo come appartamento, ma sì, non è giga enorme. Ok, allora non perdiamoci in chiacchiere, continuiamo con l'unboxing. È arrivato nella sacchetta di Ama, guardate che figo, come l'altro praticamente è fighissimo. Eccolo! E devo dire davvero identico all'altro, se uno non se ne accorge li scambia. Semplicemente io lo so di non scambiarli, perché appunto adesso che lo sbancalerò per bene vi farò vedere che c'è un trucchetto per non scambiarli mai.
A parte che questo non lo cambierò perché sarà sempre sulla ring light posizionata, o se no starà nel cassetto da ring light. E comunque vedete, il trucchetto è questo, che su questa parte, guardate, c'è scritto Star 62. Pardon che lo vedete storto, non lo so. Ok, sono in Branowski, no, ok, forse adesso lo vedete. Ok, era giusto prima, pardon. Ok, vedete c'è scritto Star 62, mentre sull'altro c'è scritto Star 63. È praticamente identico, come potete vedere, non lo state vedendo voi, ma è praticamente, ve lo dico io, identico a quello che avevo già, solo meno performante, perché ovviamente, essendo lo Star 62, è meno performante, perché ovviamente il più performante è lo Star 63 o 65, comunque più alto, insomma il numero, più dicono quelli della AMA è performante. Comunque la AMA è un buon compromesso, perché ho detto non mi voglio comprare un manfrotto o qualcosa che poi pesano, che poi costano, che sono ingombranti, che non mi servono. Cioè, per le tipologie di video che faccio io, questi qua ho notato che vanno strabene. Cioè, è una marca che rapporto qualità-prezzo davvero, scusate, sto cercando di sbloccare qua. Rapporto qualità-prezzo davvero, guardate, sale anche la testa. Cioè, rapporto qualità-prezzo davvero apprezzato. Sto facendo questo perché l'altra volta che ho comprato il mio primo cavalletto della AMA, preso però stavolta non su Amazon ma preso in un negozio di euro in Veneto, mi avevano detto di fare tutti questi test di prova delle gambe, della testa, delle manopole, perché se non fossero funzionate avrei dovuto chiamare il centro assistenza e farmele praticamente sostituire. Solo che grazie al cielo qui nell'altro cavalletto che avevo hanno sempre funzionato, quindi non ho mai avuto problemi di sorta. Infatti in questo qui, se vedete, le sto continuamente testando per capire se davvero reggono, se è un fail, se funzionano bene oppure no, eccetera. Quindi vedete che adesso tirerò anche fuori le gambe per testarle con voi insieme. Queste escono, si bloccano. Vedete, poi la particolarità di questi cavalletti è che sì, sono molto leggeri, ma hanno un gancino qui, che è l'uncino per metterci i pesi. Io di solito, se devo fare un lavoro dove deve stare super stabile, ci metto una borsa di Utah con dei sassi dentro o con delle bottiglie di acqua dentro, così riesco a praticamente a farci stare tutto. Ok, e cioè da farlo stare fisso, fermo, e a non farlo oscillare troppo. Ok, perfetto ragazzi, va top, perfetto, magnifico, stupendo. Direi davvero uno dei migliori acquisti fatti. Sono contento. Ora lo chiudiamo perché sennò non mi vedete più e non mi sembra decoroso. Ovviamente io ho tutti i miei metodi per chiuderlo, perché ovviamente anziché avvicinare la gamba alta per poi chiudere la gamba bassa, cosa ho fatto nel primo, ho ovviamente fatto questa cosa qui che adesso vi mostro. Cioè, sono andato ad abbassare la gamba bassa e poi la gamba alta, anziché il contrario come la logica vuole. Sempre l'idea di 18 Studio Cool le migliori, no? Sempre un fortento perché devo dimostrare la membranataggine, sempre e comunque. Cioè che poi alla fine sono molto competente, faccio le cose, ma le faccio tutte alla mia maniera, ecco, un po' così, non dico astruse, ma che affari semplici, complicazioni semplici, difficili, quella roba là, insomma, non c'è neanche dirlo, ecco, fate conto voi, cioè, ragazzi, è proprio una cosa assurda. Insomma, io mi complico delle cose semplici, le rendo difficili, ma le faccio ugualmente, cioè, sono proprio fatto apposta per queste cose. Quindi ecco, spero che questo unboxing vi sia piaciuto tanto. Intanto rimetto qui dentro perché migliorerà tantissimo anche la qualità dei video, soprattutto. E vedete, per una cosa cringissima, ho usato 2 campanelli dei miei vicini perché poi non avevo più tempo, e ancora le luci rotte sopra perché non hanno risposto nessuno dei 2 campanelli. Forse è perché li ho spaventati, che sono andato con la mascherina anti-covid per il rispetto loro e mio, non lo so, ma comunque io ho suonato 2 campanelli e non mi ha risposto nessuno. Quindi credo che domani ritornerò ad altri campanelli per cercare di sistemare queste benedette luci, perché voglio girare i video anche di sera e di notte ovviamente, ma dovrò cambiare location, mi sa, per girarlo, se domani non mi risponde qualcuno o stasera o non so quando, per girare gli altri video, perché voglio girare dei video anche di sera, dato che nei prossimi giorni lavorerò tanto tutto il giorno e posso girare solo di sera. Allora ho bisogno che le luci sopravvadano, ma boh, vedremo come ci organizzeremo, come fare e quant'altro. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto.
Se fosse così, supportatemi con un grosso pollicione in su, con un super like per vedere altri video di questa tipologia o comunque altri video in generale sul canale. Poi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi tutti gli aggiornamenti e tutte le notifiche sui nuovi video che usciranno. Inoltre, vi dico una cosa, non perdetevi l'appuntamento sul marketing, che sono appuntamenti che usciranno mensilmente, che ho deciso di trattare, perché essendo fashion storytelling, lo ricordo sempre, parlerò di marketing, moda e fashion. Quindi state connessi che partiranno sempre le pillole di marketing in modo più preponderante, o sotto forma di radio o sotto forma di video, proprio video come facevo una volta. Seguitemi, supportatemi e potrete imparare tantissimo, ve lo garantisco, perché noto che queste tecniche io le uso con i miei clienti e hanno dei reali risultati. Cioè, un mio cliente ha implementato il suo canale del 200%, è passato ad avere 25 follower e 200 foto a riaprire il canale e avere 400 follower e 7 foto pubblicate nel giro di 2 mesi. Contate che pubblicando una foto a settimana ci sta anche, capito? Cioè, questo è un esempio lampante. Oppure un altro mio cliente che è arrivato a 10.000 follower in 2 mesi. Ecco, guardate questa cosa. Ovviamente io, avendo sputanato il mio profilo privato, vedete solo che ha 2.500 follower, perché avendo sputanato, avendo provato prima le tecniche mentre studiavo, mentre le imparavo, toglievo le foto, le rimettevo, cambiavo gli hashtag, cambiavo le cose, ho cambiato nome 10 volte, ho fatto insomma un casotto. Quindi adesso ho aperto un profilo di lavoro ufficiale che vi lascio qui sotto, guardate, e anche nell'info box, che si chiama 18 Studio Cool, andate a seguirlo. È aperto da pochissimo, sto pubblicando solo cose che sono in trend e coerenti con la mia persona, coerenti con quello che penso, con il mio lavoro, con quello che faccio. E in più serve il mio profilo privato, che sempre vedete qui sotto, e anche nell'info box, che si chiama Ale Tori, che adesso vi lascio qui in sovraimpressione. E se volete seguitemi anche là, perché là invece metto cose più private della mia vita, metto ad esempio i background dei video, o metto altre esperienze, altre cose, cioè metto cose che sono per me importanti nella mia privatezza, cioè nella mia vita privata, nel mio privato, nella mia sfera. Cioè, quindi se vado all'aperitivo con l'amica, se vado a fare la spesa, se vado, mentre nel mio profilo ufficiale di lavoro non troverete mai queste cose. Anzi, la mia persona compare da solo in veste di parlante esperto di marketing, fashion, storytelling e comunicazione. Ecco. Ciao, alla prossima amori! Baci baci baci, kawaii!